Quando agli inizi degli anni 90, quasi 30 anni or sono, l'ospedale di Canicattì si trasferì dall'antico edificio di via Pietro Micca in contrada Giarre, ci sembrò davvero di sognare, perché finalmente, dopo 20 anni, Canicattì aveva un ospedale alla pari di quelli che erano stati realizzati in Sicilia e in provincia di Agrigento. Esso, progettato negli anni 70, fu realizzato negli anni 80. I suoi locali ampi e spaziosi davvero diedero l'idea di un salto di qualità che non si restrinse ovviamente soltanto nella nuova costruzione. In questi ultimi anni, purtroppo, stiamo assistendo anno dopo anno ad un decadimento della struttura ospedaliera, che vive numerose criticità, senza che ci sia alcun dato che faccia sperare a qualche cambiamento. Noi, come centro di bioetica Evangelium Vitae, che guardiamo il bene del cittadino, non possiamo chiudere gli occhi dinanzi a delle situazioni che ormai sono oltre il limite. Pertanto, nulla togliendo sulle capacità professionali proprie del direttore sanitario, nello specifico delle proprie competenze personali, il quesito che noi poniamo è capire quale percorso attuare affinché questa lodevole struttura possa recuperare un servizio di qualità. Non c'è dubbio che gli ospedali hanno delle criticità, qualsiasi ospedale. Non si può escludere tuttavia, con amarezza, una continua e lenta decadenza che vediamo nel Barone Lombardo di Canicattì. A questo punto non c'è altra alternativa. Occorre pertanto potenziare e qualificare i ruoli, ad iniziare da quello del direttore sanitario, per cui si auspica la nomina di un nuovo direttore che abbia anzitutto un programma operativo, pur nel rispetto della situazione, tale da poter far rinascere la struttura sanitaria. Un direttore sanitario che abbia la titolarità a svolgere questo servizio, perché noi lo riteniamo importante per la rinascita del nosocomio canicattinese.